Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Una nuova puntata di Penalty come al solito vi accompagna anche questo mercoledì a partire dalle 15:20, come al solito anche visibili sul canale HBB TV di 7 Gold, ma soprattutto visibili anche attraverso la pagina Facebook Penalty oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Oggi voglio aprire la nostra puntata in una maniera decisamente diversa, nel ricordo di un carissimo amico che purtroppo ci ha lasciati giovedì scorso. Parliamo di Ubaldo Ferrini, con il quale ho avuto modo di lavorare ed apprezzare la sua grandissima qualità umana. Con Ubaldo abbiamo vissuto momenti legati al mondo della radio, al mondo della televisione, non ultimo anche alcune collaborazioni dal punto di vista giornalistico. Con la sua scomparsa va via un pezzo anche della mia vita professionale. Adesso voltiamo pagina e presentiamo subito il nostro ospite di questa puntata di Penalty, ovvero Mister Fabio Comandatore, allenatore del Niscemi FC. Ciao Fabio, ben trovato. Salve, buongiorno. Allora Fabio, parliamo subito di questo Niscemi, perché questo Niscemi è diventato una bella rivelazione del campionato di prima categoria, dove attualmente siete in testa. Sì, attualmente siamo in testa al campionato. Che progetto c'è? A Niscemi c'è un bel progetto, una bella realtà nata con passione da parte di una nuova dirigenza. Hanno un progetto a lungo termine, diciamo che sono ben strutturati e questo lo dimostra il fatto che noi ci troviamo primi, dando grande risonanza mediatica alla squadra e alla città. Tra l'altro sottolineiamo che all'interno di questo tuo gruppo c'è anche qualche giovane ragazzo, si fa per dire, che comunque con la sua esperienza può aiutare un po' tutto il percorso di questo Niscemi quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo fatto un mix di gente d'esperienza, di alto livello per la prima categoria, i vari Leone, Deoma, Acia, Alma, Andrea, Campanaro, spero di non dimenticare nessuno, con un mix di giovani che possono crescere abbastanza bene grazie all'apporto di questi, tra virgolette, giovani. Tra l'altro il grande problema, come al solito, di molte società del campionato di prima categoria è la struttura. So che addirittura giocate a Gela, non giocate a Niscemi perché il campo di Niscemi insomma, si sta in un certo senso preparando in prospettiva promozione. Beh, a Niscemi quest'anno stanno rifacendo lo stadio, un progetto, ripeto, che nasce appunto perché stanno rifacendo lo stadio, dunque la società si è presa di entusiasmo e noi quest'anno stiamo avendo non parecchie difficoltà nel giocare sempre fuori casa a Gela. Vi allenate comunque sempre a Niscemi? Ci alleniamo sempre a Niscemi da agosto in un campo a 7. E dunque diciamo che quello che stanno facendo i ragazzi quest'anno, indipendentemente da come vada, credo che gran merito va soprattutto ai ragazzi, alla squadra e anche alla società che permette a questi ragazzi di mantenere sempre la serenità. Insomma, grandi sacrifici. E allenandosi in un campo a 7, non vivendo lo spogliatoio, ci alleniamo in 3 piccoli spogliatoi, diciamo che tutto quello che una squadra ha bisogno viene a mancare. E noi lo colmiamo attraverso la presenza societaria dello staff, tra virgolette coccolando i ragazzi e facendogli sentire sempre la nostra presenza. Niscemi attualmente è primo con 52 punti, poi a 49 c'è questo Aragona Calcio che tra l'altro insomma giocherà con voi praticamente l'ultima chance proprio domenica prossima. Sì,
Giochiamo di sabato noi, come ho detto prima, l'Aragona è dall'inizio dell'anno la candidata a vincere il campionato, ha dei giocatori importanti, giocatori molto forti. Noi, non l'obiettivo di quest'anno, quello nostro, era quello di arrivare nei primi tre o di arrivare ai primi o casomai di fare i playoff e vincere il campionato. Per adesso ci troviamo primi, mancano 5 partite, ancora è molto lunga. C'è anche il Serra di Falco che incombe. Sì, il Serra di Falco è un'ottima squadra, è una squadra che ha giocatori di esperienza come l'Aragona. Diciamo che tutte e tre squadre quest'anno meriterebbero la promozione nei categorie superiori, perché sono ben attrezzate, non solamente a livello di calcistico, di calciatori, di staff, ma anche a livello societario. E questo è fondamentale soprattutto in un campionato di prima categoria, no? Cioè sono le credenziali per iniziare e fare un percorso vincente. Sì, secondo me il calcio Serra di Falco, Aragona e Niscemi è un calcio pulito, è un calcio di società ben strutturate, società che ambiscono a qualcosa di importante. Penso che queste società meritano delle categorie superiori. Tra l'altro voglio anche parlare del tuo passato calcistico, no? Esperienze importanti in Serie C, con la tua amata anche Gela, tra l'altro, no? Perché tu sei originario di Gela. Sì, sì, io sono di Gela, adesso vivo a Modica perché mi sono sposato con una modicana. Sì, sì, Gela per me rimane sempre nel mio cuore. Ci sono state anche tante altre esperienze, Fasano, Potenza. Sì, 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 ho giocato dopo Gela, ho giocato a Vittoria in Serie D, abbiamo fatto un filotto di vittorie in quegli anni, siamo arrivati fino alla Serie C1. Hai un ricordo del tuo calcio ancora fatto di cuore ed emozione, un po' diverso forse del calcio moderno? Diciamo che il calcio, quello dove giocavo io, era un calcio un po' più maschio, dove si vivevano di più gli spogliatoi, dove c'era ancora il rispetto nei confronti dei più grandi, dei mister. Adesso credo che qualcosa sta sfuggendo di mano. Hanno messo tutto nel pentolone adesso. Sì, adesso qualcosa sta sfuggendo di mano, cioè secondo me fin dai settori giovanili, dalle scuole calcio, quando questi ragazzi crescono arrivano con l'intento subito di fare i calciatori, oppure si sanno dare due calci a pallone, secondo loro già sanno giocare a calcio. La regola degli under forse non ha aiutato la crescita dei ragazzi, secondo me. Ma secondo me la regola degli under serve a ben poco, perché se questi under la maggior parte delle squadre li mettono sugli esterni o le mezzale o gli fanno fare gli attaccanti esterni Non o i c'è terzini, crescita. credo che in nazionale dovrebbero arrivare gli esterni più forti del mondo e i terzini più forti del mondo, ma in realtà tutto questo non sta accadendo. Secondo me, se uno è bravo, la società lo valorizza e lo fa giocare. Chiaro. Oggi come oggi si dà spazio anche purtroppo a quelli non bravi, per vicissitudini che sono fuori dal calcio. Sei un amante dei giovani perché ho saputo che il tuo portiere addirittura è giovanissimo, Sì, il mio portiere è 2006. Niscemi, e si parla molto bene, grande prospettiva. Sì, sì, è un ragazzo del Gambia, un ragazzo di grandissime prospettive, già gli hanno puntato addosso parecchie squadre professionistiche. Non di Per quest'anno te lo tieni stretto però. Ce lo stiamo tenendo stretto perché è stata una piacevole scoperta. Questo ragazzo è arrivato l'anno scorso da uno sbarco, dopo 2 settimane voleva giocare a calcio, l'abbiamo visto, quando l'abbiamo visto diciamo che le qualità si vedevano subito. Avete fatto anche un'azione umanitaria importante, no? Sì, sì, Niscemi è anche questo. Niscemi credo che, ripeto, è una società molto giovane, formata da presidente giovane, dirigenti giovani, dai 35 ai 42 anni. Dunque sono delle persone che ci mettono anima e corpo, cuore e tengono tantissimo al sociale, non solo per i ragazzi di colore, ma anche abbracciano un'intera comunità niscemese. Bene, bene, bene. Vogliamo parlare di Serie D? Con te, insomma, ne posso parlare perché la tua esperienza è notevole, pertanto partiamo subito con questa giornata che ha riservato pochissime sorprese. Domenica si è giocata la 9ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Castrovilla Rilocri 1909 1-1, Città di Aciriale batte Gioiese 1918 1-0, Vibonese Calcio batte Canicattì 2-0, Città di Sant'Agata batte LFA Reggio Calabria 1-0, pareggio tra Ragusa Calcio e Nuova Igea Virtus 1-1 il risultato finale.
FC Trapani batte San Cataldese 3-0. Infine, vittoria dell'Akragas contro il Real a Casalnuovo. La partita tra Portici e San Luca si gioca oggi pomeriggio. Si ritorna in campo domenica prossima, eccola qui la schermata degli incontri che si disputeranno. LFA Reggio Calabria Ragusa Calcio, Locri 1909 Vibonese Calcio, San Luca Licata Calcio, San Cataldese Castrovillari, Siracusa Calcio Portici, Canicattì Akragas, Città di Aciriale Città di Sant'Agata, Nuovi Gea Virtus FC Trapani, riposano Gioiese 1918 e Real Casalnuovo. E partiamo con il pareggio tra Castrovillari e Locri. È andata male quest'anno la stagione del Castrovillari, una probabile a questo punto retrocessione per una società che comunque è molto blasonata. Sì, Castrovillari è un'ottima piazza, una piazza che ha vissuto quasi sempre il professionismo. E dispiace che... Quando non c'è organizzazione probabilmente poi la paghi, soprattutto in Serie D, no? Sì, secondo me sì. Non so bene la situazione del Castrovillari, però alcune volte la società, quando prendono i calciatori, lasciano a desiderare sull'organizzazione. Avere una buona squadra non significa non vincere sicuramente. Certo. Avere una buona squadra significa anche avere un'ottima organizzazione, un ottimo staff, e tutto deve combaciare nel miglior modo possibile per fare bene. Chiaro. Parliamo del Città di Aciriale che continua a vincere, secondo me sta un po' sognando anche la griglia playoff, perché vince contro la Gioiese 1918, va più in alto ancora in classifica. Qualche chance secondo te ci potrebbe essere per la squadra accese? Sì, secondo me la Ciriale viene da un periodo di forma abbastanza importante. Secondo me potrebbe ambire ad una griglia playoff. Credo che la città di Aciriale merita certe categorie. Credo che quest'anno il campionato di Serie D sia quasi una Lega Pro. È vero, d'altra parte sappiamo benissimo chi ci sta partecipando, il Trapani su tutti. Città di Aciriale che comunque a questo punto paga probabilmente un inizio un po' lento. Magari se avesse realizzato qualche punto in più avrebbe avuto qualche chance ulteriore? Sì, secondo me ha avuto un inizio un po' altalenante, no? Però c'è da dire anche che il Trapani e il Siracusa, secondo me, a livello di organico hanno un qualcosina in più. È vero. Questo bisogna dirlo. Ripeto, alla lunga poi i valori vengono fuori. La Girale sta venendo fuori adesso e penso che un posto nei prof se lo possa trovare. Sta andando un po' male invece il Canicattì che deve pensare a fare punti per salvarsi. Certo, i punti salvezza non passavano certamente da Vibo Valencia, dove la squadra di Pitadella torna con una sconfitta, però a questo punto adesso ogni partita diventa importante perché prima si fanno i punti, prima si raggiunge la salvezza e prima, non dico che si può programmare, ma vivere un po' più tranquilli. Sì, il Canicattì credo che domenica avevano una sfida abbastanza ostica. Con la Vibonese. La Vibonese secondo me è un'ottima squadra. Ha un po' mollato chiaramente, Sì, ormai sì. pensa solo alla griglia playoff. Sì, però secondo me la Vibonese è una che nei playoff può dire la sua. Il Canicattì viene, ripeto, da delle sconfitte, dunque adesso speriamo che soprattutto per noi siciliani si possa riprendere il più presto possibile, salvarsi il più presto possibile e programmare la stagione successiva. Tra l'altro proprio domenica prossima ci sarà questo big match, questo derby con l'Akragas. Anche in questo caso sarà una partita molto pesante, probabilmente anche per entrambe le formazioni. Sì, questo è un big match, è una partita secondo me molto ostica. È una partita importante per entrambe le squadre, tutte e due squadre devono fare punti. Ripeto, il campionato... Forse il pareggio potrebbe anche non bastare ad entrambe. Secondo me sì, secondo me il pareggio non potrebbe bastare. Adesso quello che conta, soprattutto nel rush finale, è quello di incanalare più vittorie possibili, in modo tale che nelle ultime partite magari vai un po' più sereno. Le ultime partite sono quelle più difficili, le partite che possono giocare dei brutti scherzi. Certo, soprattutto in Serie D le ultime giornate sono quelle che decidono probabilmente la sorte di una stagione intera. Sì. Voglio parlare invece adesso del Città di Sant'Agata, secondo me la squadra rivelazione anche quest'anno, anche se ormai non è più una rivelazione perché da un paio di anni a questa parte insomma ci ha dimostrato di avere mentalità, organizzazione anche per giocarsela nei playoff.
batte l'LFA Reggio Calabria e credo che abbia dato una dimostrazione un po' a tutti di avere le carte in regola per essere, insomma, una squadra importante per il campionato di Serie D. Sì, sì, Città di Sant'Agata lo seguo spesso e devo dire che anche nell'ultimo periodo sta facendo benissimo. Ha battuto una corazzata come l'LFA Reggio Calabria. Ripeto, se c'è una buona struttura societaria, da quello che dicono in giro, credo che il Città di Sant'Agata sia una buona struttura societaria. Sì. E poi alla fine sul campo i risultati si vedono. Sì, è come se si vedono. Guardiamoci il servizio, la vittoria proprio del Città di Sant'Agata contro l'LFA Reggio Calabria, vittoria per 1-0. Ventottesima giornata del campionato di Serie D Girone I. Dopo la vittoria sofferta ottenuta in extremis contro la Gioiese, la Reggio Calabria insegue la terza vittoria consecutiva per blindare il quarto posto e respingere così l'assalto delle inseguitrici. E tra coloro che inseguono c'è anche il Città di Sant'Agata, che oggi punta a riprendersi i 3 punti cancellati dal giudice sportivo in occasione della gara d'andata, quando un errore nella gestione dei cambi costò di fatto ai biancazzurri la vittoria ottenuta sul campo. Al Granillo finì 2-1, ma come detto la giustizia sportiva qualche settimana dopo decretò il 3-0 a tavolino per gli Amaranto, punendo il Sant'Agata, reo di aver giocato per una manciata di minuti con 5 under in campo invece di 4 come da regolamento, una beffa che da queste parti non hanno dimenticato. Oggi si gioca nel ricordo di Marco Pezzati, giocatore del San Luca, scomparso in settimana in un terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 106. Pezzati aveva indossato anche la maglia del Sant'Agata. E si parte proprio in questo momento. Il primo pallone è affidato a Adegio, si torna da Porcino, prova a mettere al centro questo pallone, a conclusione di Mung, la palla che si perde alta sulla traversa. C'è questa ripartenza del Sant'Agata, ci mette una pezza Zanchi, poi però non riesce a conservare il possesso del pallone. Il cross al centro, tutto solo, il colpo di testa, la palla che si perde sul fondo, la prima occasione anche per il Città di Sant'Agata. La conclusione pericolosa del Città di Sant'Agata su questa respinta corta di Adegio. Porcino è subito pressato, perde palla, attenzione a questa ripartenza da parte del Città di Sant'Agata. La conclusione, la palla che si perde sul fondo. Ancora Bolsicco, entra in aria, Bolsicco, ci prova Bolsicco. Palla sul fondo, c'è la sovrapposizione di Zanchi, ma Relinus fa tutto da solo, poi mette al centro questo pallone, ci arriva Zanchi, ancora Relinus e non trova la porta. Che occasione! Bertoni, Relinus entra in area di rigore, mette al centro questo pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo. Attenzione alla Città di Sant'Agata, la conclusione di Capogna, la risposta di Velcea. Protestano i giocatori Amaranto per un fallo non visto dal direttore di gara. Zucco, il problema di girarsi, di fatto lo riconsegna alla squadra di casa. La conclusione, la palla in rete. Città di Sant'Agata avanti 1-0 all'ora di gioco. Sono le proteste dei calciatori Amaranto, perché tutto è nato da quel calcio d'angolo, ma è chiaro che bisognava difendere meglio. Lo rivediamo, la conclusione, la deviazione decisiva di Adegio. Attenzione al Città di Sant'Agata, sempre più pericolosa la conclusione, la palla che si perde sul fondo. Proprio in questo momento arriva il fischio finale, il Città di Sant'Agata batte la Reggio Calabria 1-0, decide autogol di Adegio. Parliamo adesso della Ragusa Calcio, 1-1 contro la nuova Igea Virtus. Che campionato è stato secondo te del Ragusa quest'anno?
Il Ragusa secondo me è un'ottima squadra, è un'ottima società. Allenatore ignoffo, Hanno un allenatore di tutto rispetto, di grande importanza. grande importanza, hanno degli ottimi giovani. E credo che il Ragusa quest'anno abbia fatto un campionato, secondo me, secondo le proprie aspettative. Spero che... Anche perché hanno rinnovato moltissimo la Sì, rosa sì, della sì, squadra sì, sì, rispetto alla scorsa stagione. Sì, hanno rinnovato la rosa della squadra. Secondo me hanno un ottimo potenziale offensivo i Ragusa. Hanno degli ottimi giocatori, come vedi Tuccio. Ex San Cataldese. Sì, Tuccio è un ottimo calciatore, e tra l'altro è anche gelese. Diciamo che Ragusa, ripeto, io l'ho visto giocare 2 volte, ha un'ottima organizzazione. Ti è piaciuto? Ha degli ottimi giovani, secondo me è un allenatore in gamba e penso che Ragusa quest'anno meriti quello che sta facendo. Partita che è finita 1-1. Continua il momento magico per l'Ige Virtus, anche all'Aldo Campo di Ragusa i giallorossi escono indenni centrando in rimonta un pareggio. La squadra barcellonese approccia molto bene alla sfida e per 2 volte avrebbe l'occasione per sbloccare il risultato, ma solo le decisive parate di Grasso negano a Catanzaro, Ferrigno e Trombino la gioia del gol. Il Ragusa però non sta a guardare e dopo la botta di Romano che si perde fuori per centimetri, gli azzurri la sbloccano al minuto 23 su calcio di rigore concesso dal signor Cipolloni per un presunto fallo di Catanzaro su Romano e con Ariel Rainero che dal dischetto spiazza Staropoli portando in vantaggio la squadra allenata da Ignoffo. Padroni di casa che prima dell'intervallo provano a raddoppiare, ma prima il colpo di testa di Cess si perde alto e poi il cross dal fondo dello stesso Cess è disinnescato in angolo da Catanzaro. Intervento che risulta decisivo infatti nella ripresa l'Ige Virtus agguanta il pareggio quando al minuto 55 di piedi con una traiettoria beffarda da posizione defilata sorprende Grasso facendo così Ragusa 1, Ige Virtus 1 e per Di Piedi è il secondo gol decisivo in maglia giallorossa dopo quello realizzato lo scorso 21 gennaio che mandò al tappeto la corazzata Siracusa. Nel finale di match però il Ragusa ci prova con maggiore convinzione a riportarsi in vantaggio, ma prima Ferrigno riesce a sventare la minaccia sul cross di Cess, poi Staropoli è monumentale al minuto 77 sulla stoccata ravvicinata di Rainero ed infine lo stesso attaccante azzurro all'81esimo non trova l'impatto sul servizio di Oddo. Con questo pareggio il primo esterno del campionato, l'Ige Virtus, sale in classifica a quota 33 punti e si conferma al 9° posto, mentre il Ragusa si porta a 37 in 8ª posizione. E parliamo adesso di questo Trapani, un Trapani che ancora una volta conferma la sua straordinaria stagione, 3-0 contro la San Cataldese. Cosa dobbiamo dire sul Trapani, Fabio? Ma il Trapani, ripeto, oltre che avere una corazzata, una grande squadra, ottimi calciatori, un ottimo mister, ha una struttura societaria, quando si parla di struttura societaria, importante. Questo ne giova alla squadra, l'ambiente, il contesto. Credo che il Trapani era la candidata a poter vincere questo campionato, lo sta dimostrando. Credo che la squadra lo dimostri non solo con i nomi ma anche con in campo, con i fatti, è vero. perché un conto è avere un'ottima squadra, dici io devo vincere il campionato, però alla fine poi crolla tutto. Quando invece hai il contesto che ti porta a far star bene la squadra, i mister, I risultati arrivano i risultati ad prima o occhi poi chiusi. arrivano ad occhi chiusi, infatti adesso ha preso il largo e penso che non avrà dubbi per Tra poter l'altro vincere questo con campionato. questa bella vittoria contro la San Cataldese è arrivata anche la conferma di mister Torrisi che quest'anno insomma ha dimostrato di essere pronto anche per la Serie C. Ma io tante volte sento dire questa parola di essere pronti. Io penso che qualsiasi tipo di allenatore È pronto per. è pronto per, ma l'allenatore rispetto al calciatore è molto più difficile fare l'allenatore e l'allenatore dipende tanto dal quoziente fortuna. Certo. Io ho avuto tantissimi bravi allenatori, secondo me potevano arrivare a livelli esagerati, a livelli alti. Ma la percentuale fortuna non è stata dalla loro. La dalla loro. Secondo me l'allenatore è sì, bravura dell'allenatore, saper tenere il contesto, eccetera, eccetera. Però secondo me la fortuna è importante per un allenatore. Assolutamente. Tra l'altro sottolineiamo anche una cosa importantissima. Noi di Penalty proprio la prossima settimana vi trasmetteremo in esclusiva un'intervista con questo presidente vulcanico, il presidente Valerio Antonini.
Allenatore e presidente coppia vincente quest'anno a Trapani? Sì, direi proprio di sì. Credo che il presidente Antonini, da quello che io sento attraverso i media, no? Ha dei grandi progetti per Trapani, ma Trapani è una grande piazza, merita categorie importanti, categorie superiori. Secondo me il Trapani può ambire nel giro di 2 o 3 anni alla Serie B. Ci può anche stare. Allora a questo punto ci guardiamo gli highlights con le interviste post partita. Vittoria dell'FC Trapani 3-0 contro la San Cataldese. Quando si studia l'avversario e si dice che le partite hanno nascosto delle insidie, non è, lo diciamo perché è una frase fatta o bisogna dirla, perché partite facili non ce ne sono, e perché la San Cataldese in tutte e 3 le partite, compresa questa, ci ha creato qualche difficoltà. Io vorrei esordire facendo i complimenti alla squadra, perché oggi ha dimostrato che è al punto più alto della maturità e della gestione della gara. I primi 20 minuti, 25 minuti, nonostante abbiamo creato qualcosa, la San Cataldese ci ha sporcato la partita, concedeva pochi spazi, costringendoci alcune volte anche all'errore individuale. La squadra non si è spazientita, ha avuto pazienza, consapevolezza di avere solo un unico obiettivo, quello di cercare con calma e con pazienza il gol, di non buttare mai la palla, cercare di avere proprio la serenità mentale con la consapevolezza che prima o poi il gol noi lo facciamo, e così è stato. Abbiamo giocato una partita, secondo me, sotto l'aspetto mentale e tattico il primo tempo da 10, perché non era semplice. Vedevamo che la San Cataldese, ho detto il termine sporcava, perché non riuscivamo alcune volte a fare quello che volevamo fare, e quello, quando avevamo la palla pensavamo di fare alcune cose e poi attraverso l'avversario non riuscivamo, ci impediva di farlo, e lì non ci siamo spazientiti, a differenza di altre volte quando magari nelle partite molto all'inizio della stagione lì perdevamo un po' la pazienza, entravamo in una fase di confusione. Invece la squadra ha avuto una grande gestione di questo tema, e poi quando abbiamo fatto il gol ha dimostrato ancora una volta l'inerzia mentale, la forza, la cattiveria. Abbiamo fatto 5 minuti terribili e abbiamo fatto subito il secondo gol e abbiamo messo la partita in ghiaccio. Abbiamo iniziato ad avere più spazi, abbiamo giocato, abbiamo creato, potevamo sfruttare tantissime ripartenze, però sono soddisfattissimo. Tenere sempre questi ritmi non è semplice, sia sotto l'aspetto fisico di intensità e anche sotto l'aspetto mentale. Ancora una volta la squadra ha dato dimostrazione a se stessa soprattutto di confermarsi con una mentalità importante, vincente, e questo poi alla fine ci ha portato a questi 3 punti che sono fondamentali, che ci portano ancora più vicini al traguardo, all'obiettivo, e quindi siamo ben felici e contenti di aver regalato quest'altra gioia alla nostra gente, che ancora oggi ha dimostrato che nonostante le previsioni erano delle migliori, e senza ombrello è venuta a tifare e a incoraggiare il Trapani, e questa è la vittoria più bella da parte nostra, vedere la gente che non si è scoraggiata dal maltempo, dalle previsioni non belle, e come sempre sono stati il nostro valore aggiunto, il nostro uomo in più. Buonasera mister, Buonasera. Federico Tarantino, trapanigranata.it. Il presidente Antonini ha appena annunciato che lei e il direttore Mussi saranno presenti anche per il prossimo campionato di Serie C. Cosa ha da dire? Il presidente Antonini ha detto che Ha dichiarato che lei e il direttore Mussi rimarranno il prossimo anno in Serie C. siamo riconfermati. Bella notizia. No. Vabbè, diciamo che devo dire, fa piacere sentirsi dire questo. Io penso che penso? Scusate, però doveva essere la chiosa. fa piacere, Presidente, diciamo che è uno che un giorno ci siamo promessi l'anno scorso delle cose che non posso dire, e io spero di poterlo accontentare
e spero che lui possa essere veramente un uomo a cui devo dare tutto, a cui dovrò dare tutto della mia carriera e della mia professione. Io spero che il nostro percorso possa continuare, come spero di poter dare tutto quello che ho, anche di più, per cercare di rendere sempre questa persona orgogliosa della sua scelta. In questo momento non ho altre parole, perché onestamente uno ci pensa, penso che un allenatore ha il dovere di fare bene per poter finire, però il Presidente è una persona che io purtroppo no, però voglio troppo bene. Lui continua a sorprendermi, però io, scusate, però non ho parole su queste cose, cioè no, ma perché poi non vorrei passare, cioè è una persona che veramente voglio bene, stimo, lo ringrazio, però adesso dobbiamo pensare intanto a completare, a vincere questo campionato che ancora non abbiamo vinto, e poi andiamo. Scusate, però. Torno a ricordarvi che mercoledì prossimo, all'interno di Penalty, nella seconda parte, avremo modo di vedere in esclusiva l'intervista realizzata proprio qualche giorno fa al presidente Valerio Antonini. Adesso ci fermiamo, abbiamo lo spazio della pubblicità, tra poco ritorneremo in studio, parleremo del campionato di eccellenza e poi chiuderemo ancora parlando di questo Niscemi. Ci piace perché insomma Niscemi è una piazza che merita ampiamente categorie superiori rispetto alla prima categoria, Fabio. Sì, Niscemi è una grande piazza, ripeto, merita categorie superiori. Quest'anno noi ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo provando a portarla più in alto possibile. Tutto questo ci arriva chiaramente con sacrifici, ma soprattutto con tanta determinazione. Tu mi hai detto che in società c'è questa determinazione. Sì, sono dei dirigenti ambiziosi, c'è tanta determinazione. E una componente quest'anno importante è stata la loro vicinanza alla squadra, a noi staff. E questo fa tanto, eh? Sì, anche nei momenti di difficoltà, perché ci sono stati anche momenti di difficoltà, abbiamo fatto sempre gruppo e abbiamo guardato sempre avanti, mai guardare indietro, perché chi si guarda indietro secondo me rimane un po' attaccato. Giusto. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima,
Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Eccoci rientrati, seconda parte di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, seconda parte dedicata al campionato di eccellenza, partiamo con il girone A. Ottava giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Aspra 2-0, Don Carlo Misilmeri batte Athletic Club Palermo 4-2, Mazzara 46 batte Castellammare 1-0, Folgore Castelvetrano batte Profavara 2-0, Fulgatore Geraci 0-0, Casteldaccia batte Mazzara 1-0, Nis FC batte Accademia Trapani 5-1 ed infine Unitas Sciacca batte Supergiovane Castelbuono 2-1. Tonfo del Profavara, in questo caso ne approfitta subito la Nis FC per allungare in classifica. Eccola qua la schermata della classifica di questa ottava giornata di ritorno. Nis FC con 62 punti, 55 Profavara, 42 Mazzara 46, 39 Castellammare, 37 Supergiovane Castelbuono, con 31 Unitas Sciacca, 29 punti Don Carlo Misilmeri, con 28 Oratorio San Ciro e San Giorgio, Athletic Club Palermo, Folgore Castelvetrano, 26 punti il Geraci, con 23 Accademia Trapani, 21 Casteldaccia, 18 punti per il Fulgatore, 17 Aspra, chiude la classifica il Mazzara con 16 punti. È stato certamente un suicidio quello del Profavara, perdere contro la Folgore Castelvetrano probabilmente ha dato una parola fine a questo girone A del campionato di eccellenza. Sei d'accordo Fabio? Sì, una sconfitta inaspettata secondo me. Senza nulla togliere comunque alla Folgore Castelvetrano, che è una società ed una squadra certamente molto interessante. Sì, una squadra molto interessante. Però il Profavara, ripeto, è una squadra costruita per vincere e dunque secondo me è un risultato inaspettato perché nelle ultime giornate credo che io mi aspettavo una vittoria. Però, ripeto, come abbiamo detto prima, le ultime giornate sono le più pericolose e questo è fatto dimostrare. Alcune squadre debbono salvarsi, altre tentare anche di agganciare la griglia playoff. E dunque adesso questo ha agevolato la Nis, che è un'ottima squadra allenata da un grande mister. Tra l'altro ha agevolato anche il Mazzara 46 perché è stato un po' riaperto il discorso playoff che sino a qualche settimana fa praticamente vedeva escluse il Mazzara 46, ma non soltanto, anche il Castellammare. La sconfitta del Profavara accorcia il gap e quindi si riapre la possibilità di rigiocarsi tutto con i playoff. Certo, adesso si riapre il discorso playoff perché quelle sotto hanno vinto e dunque accorciano la classifica nei confronti del Profavara e credo che adesso le squadre fa gola andare a fare i playoff e ambire alla promozione. Il Mazzara 46 per esempio, che era partito anche con i pronostici dalla sua ad inizio stagione, ha un po' deluso nella parte iniziale, adesso però pian pianino ha riconquistato posizioni e forse anche un po' più di convinzione. Sì, ha trovato la quadra, secondo me adesso stanno facendo abbastanza bene, si sono avvicinati quasi al Profavara. Il Profavara credo che l'assenza di Retucci sia abbastanza importante, è un attaccante importante. Quello che ti fa i gol importanti, sì, certo. In queste categorie credo che gli attaccanti sono... merce rara anche. Sì, è la base importante di una squadra. È vero. Guardiamoci a questo punto gli highlights con la vittoria del Mazzara 46 in un campo difficile come quello del Castellammare.
L'errore dal dischetto di Cardinale salva il Mazzara 46 che in casa del Castellammare vince 1-0 in uno degli anticipi della 22esima giornata del girone A di eccellenza siciliana, il big match delle terze in classifica. Mione deve fare a meno di nuovo di Adamo e Ganci, rientrano Messina e Bada alla squalifica, unica punta con Calagna e Danilo Terranova sulla tre quarti. Ospiti con Antonino Arena in panchina per via della squalifica Giovanni Iacono, assenze pesanti in difesa per le squalifiche di Locascio e Yamé, out anche Vincenzo Russo e Rosella, dunque Licata si abbassa, attacco con Mario Erbini e Velardi titolare dopo un mese e autore della prima occasione del match in 30 secondi. Cross di Simone Erbini per la girata di Velardi, il pallone sorvola il palo, Pace ci prova dalla distanza ma è facile per Di Paola, nonostante ciò il Mazzara 46 continua a presentarsi nell'area avversaria, Angileri cross a rientrare di testa Mario Erbini, giallorossi in vantaggio al 16esimo, ha segnato una settimana fa all'Athletic Palermo, ora fa il terzo in campionato. La reazione del Castellammare si presenta con un'azione ferma per fuorigioco, le proteste di Tarantino, Danilo Terranova l'aveva buttata incredibilmente fuori. Dopo la punizione centrale di Licata, il Mazzara 46 può raddoppiare al 33esimo, Angileri da fuori sulla traversa in area, salta Velardi di testa, mette a lato. Al 37esimo il Castellammare con Ba si invola verso la porta, contrasto con Barbero, pervenuto di Messina non c'è nulla. Poi Danilo Terranova profondo per Milana, rientra, calcia su Cheba in due tempi, emozioni che aumentano. Mario Erbini allarga da Pace su Di Paola prima, poi praticamente a porta vuota da posizione defilata, ancora vicino al 2-0. Nella ripresa al 52esimo altro duello in area, Milana su Mario Erbini, anche in questo caso tutto regolare. Il Castellammare da qui si rende più pericoloso, esce fuori la reazione d'orgoglio nonostante una prestazione complessiva non brillante. 68esimo ancora va ad avanzare, Locascio lo ferma, vicino alla porta ci si arriva senza far del male al portiere prima del tiro ribattuto su Ba, chance per Milana, alto su calcio d'angolo e largo il colpo di testa di Tarantino, ma occhio al Mazzara 46 in contropiede con Pace, Pizzolato entrato dalla panchina, sbaglia il sombrero, Pace controlla ma sfiora il palo, subito dall'altro lato Frisella si libera di Angileri, calcia però dritto per dritto. 83esimo altro episodio da Moviola, Calagna deve affrontare tre avversari, si infila, contrasto con Ferraù, si gioca anche qui da una parte all'altra con Pace che allarga per Murania, niente da fare. Il Mazzara 46 nonostante la pressione avversaria del secondo tempo sta trovando comunque il modo per mettere alle corde con occasioni importanti, ma la pressione, quella psicologica, arriva al 95esimo, Murania vorrebbe spazzare il pallone ma lo liscia, Taibi cade, l'arbitro concede calcio di rigore. Il Mazzara 46 è incredulo, il Castellammare preferisce guardare altrove, dal dischetto va il classe 82 Gianluca Cardinale, pallone alto, poteva essere la soddisfazione dopo il rientro dall'infortunio e invece rimane l'1-0 per il Mazzara 46 che conquista la seconda vittoria di fila e si riprende il terzo posto in solitaria. Il Castellammare perde una partita di campionato in casa dopo 392 giorni. Abbiamo accennato alla Nissa poc'anzi, abbiamo accennato anche a Terranova che insomma anche quest'anno ha dimostrato di avere grandissime qualità, lo scorso anno con l'Akragas, quest'anno anche con la Nissa, aiutato, ma i meriti ci sono anche da parte sua, da un bel gruppo, da una rosa certamente importante per il campionato di eccellenza. Nissa che vince una partita contro l'Accademia Trapani, una Nissa che a questo punto potrebbe già avere un piede in Serie D, o è forse troppo presto? Ma io conosco il mister Terranova e credo che non pensa a queste cose. Lo so. E dunque la Nissa credo che, ripeto, alla fine i valori vengono fuori. 7 punti però sono tanti per 7 punti l'eccellenza. sono tanti, però bisogna mantenere sempre la squadra sul pezzo perché lo sgambetto è dietro l'angolo. Conoscendo il mister, credo che la pensa così. Tiene tutti sul vivo. Sì, il mister secondo me è un mister sprecato per l'eccellenza. Secondo me è una persona che potrebbe fare carriera benissimo in Lega Pro
spero e auguro al mister Terranova di fare una grande carriera. Forse una mezza delusione in questo girone A del campionato di eccellenza è stata l'Unitas Sciacca. Si è svegliato un po' troppo tardi, forse qualche punto perso nella parte iniziale della stagione ha un po' compromesso forse un progetto che prevedeva comunque di giocarsela questa stagione in eccellenza per vincerla. Sì, secondo me all'inizio i progetti erano questi, quantomeno di arrivare ai playoff. Adesso forse si sono svegliati un po' tardi, però penso che Sciacca, ripeto, ci sono società che meritano qualcosa in più rispetto ad altre e spero che si possano riprendere il più presto possibile e fare bene nel campionato di eccellenza. Ha fatto bene però la super giovane Castelbuono, finalista di Coppa di Eccellenza, però è anche vero che in classifica è altissima, a dimostrazione che comunque lavorare sui giovani, certamente il mister lo fa tantissimo, poi alla fine un po' di frutti arrivano. Sì, la Super Giovane Castelbuono è una squadra proprio formata da giovani. I giovani... C'è dentro anche qualche argentino. Sì, è una squadra formata da giovani, sono dei ragazzi importanti, ne conosco qualcuno, ragazzi allenati molto bene. I giovani sono un'arma a doppio taglio, devo dire. Se trovi un gruppo di giovani che ti segue, che nella testa ha la voglia di arrivare e diventare qualcuno, allora tu farai benissimo. Se hai dei giovani che vedono il calcio come una fonte di guadagno, credo che alla lunga ne paghi. È vero, è vero. Tra l'altro la tua esperienza dello scorso anno, mi hai raccontato, un po' ti è servita a te, però poi alla fine molti giovani non sono riusciti ad emergere proprio per questo discorso che hai detto. No, molti giovani non sono riusciti ad emergere perché credo che manchi molto la mentalità del sacrificio, la voglia E tu da ex calciatore lo puoi dire? la voglia di arrivare. Purtroppo oggi questi ragazzi hanno un difetto, fanno pochi sacrifici e tutto è come se tutto gli è dovuto. Naturalmente se prima c'erano su 10, 9 avevano fame, adesso su 10 ne hai un po' di ne meno. hai 2-3 che hanno la voglia di arrivare. Chiudendo il discorso riguardante il girone A del campionato di eccellenza, il pronostico secco di Fabio Comandatore. Il pronostico è che secondo me la Nissa ormai è a mezzo piede in Serie D. Meritatamente. Mezzo piede in Serie D. Società che merita, ben strutturata, società importante veramente. Credo che a Caltanissetta stanno facendo delle grandi cose con un progetto futuro secondo me di grande qualità e quantità, sì. Tutte le altre si giocheranno ai playoff, la chance Serie D. Sì, i playoff, cioè le posizioni in classifica si azzerano. Magari, ripeto, c'è chi arriva meglio nello stato psicofisico rispetto alla seconda e lì i valori si azzerano. Tra l'altro sottolineiamo che vincendo i playoff poi c'è tutta la griglia playoff nazionale, che non è mai facile. Lì è un percorso di playoff, è un percorso molto più lungo, perché devi andare a incontrare squadre di altre regioni e dunque che conosci poco e non sai il livello, il valore di quelle squadre e dunque è un terno all'otto. Vedremo cosa succederà. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B, sempre del campionato di eccellenza. Anche qui si è giocata l'8ª giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati. Mister Bianco 2011, Ionica FC 2-2, Nebros batte Rocca Acquedolcese 2-1, Enacalcio batte Real Siracusa Belvedere 3-0, Città di Gela, Imesi Atletico Catania 94 0-0, Leonzio 1909 Messana 1966 2-2, Mazzarone Calcio Leonfortese 1-1, Milazzo batte Paternò Calcio 2-1, Santa Croce Modica Calcio 1-1. Qualche risultato a sorpresa, soprattutto la sconfitta interna da parte del Paternò Calcio, ma guardiamo la classifica. Enna Calcio 59 punti, 52 Paternò Calcio, con 43 Modica Calcio, 39 Milazzo, 35 Ionica FC,
33 Città di Gela, Real Siracusa Belvedere, 30 punti Nebros, 29 Rocca Acquedolcese, con 28 Mister Bianco 2011 ed Imesi Atletico Catania 94, 27 Mazzarone Calcio, 24 Leonzio 1909, con 17 punti Leonfortese Messana 1966. Chiude la classifica il Santa Croce con 13 punti. Io ho l'impressione che il Paternò Calcio abbia un po' mollato in questo campionato, non so se sei d'accordo. Ma secondo me un risultato inaspettato, Molto inaspettato. Molto inaspettato, che dà il via libera all'Enna. Credo che... Forse la sconfitta nello scontro diretto ha un po' pregiudicato il proseguo proprio della stagione? No, io penso che il Paternò ha dei giocatori abbastanza forti ed esperienza. Credo che perdere ad Enna è un gran colpo, però credo che è stato un risultato secondo me inaspettato e secondo me che non si aspettavano nemmeno a Paternò. È vero, è vero. Tra l'altro il Paternò ha ancora la chance potenzialmente dei playoff, ma c'è anche la chance della Coppa Italia di eccellenza. Tra l'altro proprio oggi pomeriggio c'è l'incontro di ritorno contro il Bocale di Reggio Calabria all'andata 0-0 in terra calabra, quindi ulteriore chance per la squadra di Raciti. Sì, un po' più tortuosa la strada, sì, però... hanno parecchie chance, devo dire, per poter passare il turno in Coppa Italia. Anche se il percorso è un po' più tortuoso, credo che alla fine in Coppa Italia molte squadre che sono lassù la snobbano. Vanno avanti anche squadre che attualmente si trovano quinte, seste in classifica, più abbordabili, diciamo che è un po' più abbordabile. È vero. Però io credo che il Paternò farà bene, ha un'ottima squadra, non penso che la sconfitta di Milazzo possa compromettere o la Coppa Italia o i playoff. È vero. Guardiamoci il servizio, la vittoria proprio in casa del Paternò da parte del Milazzo, risultato finale 2-1. Il Paternò incassa il secondo KO consecutivo al Falcone Borsellino nella 23esima giornata di campionato eccellenza. Il Milazzo si impone sui rossazzurri per 2-1. Al 13esimo la prima occasione è per il Paternò con la conclusione di Alessio Asero, respinta dalla difesa del Milazzo. Appena 10 minuti dopo il Paternò troverebbe la rete del vantaggio, ma il direttore di gara Framba della sezione di Torino ravvisa un tocco con la mano da parte del numero 9 Nicola Smicoli, dunque rete annullata e cartellino giallo per il centravanti. Paternò continua a spingere alla ricerca del gol del vantaggio e al 28esimo da calcio d'angolo battuto da Maimone ne deriva un altro episodio dubbio della gara. I rossazzurri protestano per questo tocco dubbio di Presti. Siamo alla mezz'ora di gioco, il Paternò continua ad attaccare e trova un altro episodio dubbio della sfida. Il direttore di gara, sotto segnalazione del suo assistente Di Venti della sezione di Enna, annulla per fuorigioco questa azione qui, con un evidente tocco con il braccio di Presti sul cross di Maimone. Al 37esimo un altro episodio chiave della partita, calcio di punizione di Maimone sulla testa di Micoli, che prima trova la risposta del portiere, poi insacca alle sue spalle, ma anche questa volta sotto segnalazione dell'assistente Di Venti della sezione di Enna. Il gol è annullato perché, a loro avviso, il centravanti del Paternò si trova in posizione irregolare. Nel finale del primo tempo il Milazzo si affaccia dalle parti di Coriolano, ma non crea problemi, li crea invece all'inizio della seconda frazione di gioco con la Spada che conclude a botta sicura, ma trova una super risposta di Coriolano che vola e si rifugia in calcio d'angolo. Al sesto torna ad attaccare il Paternò con un cross insidioso di Grasso, su cui però l'estremo difensore del Milazzo riesce ad intervenire. Qualche minuto più tardi pericoloso Maimone con un calcio di punizione che dà l'illusione del gol ai tifosi presenti. Al 13esimo ci prova Isgro dalla distanza senza trovare però lo specchio della porta. Al 16esimo ecco l'episodio che cambia i ritmi della gara. Direttamente da calcio d'angolo il Milazzo la sblocca con il suo capitano che va a festeggiare sotto i propri tifosi. Traiettoria beffarda per Coriolano e il Paternò davanti ai propri tifosi si trova sotto per la prima volta in campionato. Lo svantaggio iniziale però dura solamente 2 minuti quando dal cross di Napoli arriva l'autogol dell'ex di giornata Davide Dama. Aveva anticipato Giannaula mettendo però il pallone alle spalle del suo estremo difensore.
Il Paternò va alla ricerca del gol del vantaggio che sfiora in più occasioni, prima con la conclusione ravvicinata di Valenca, poi con il tiro dalla distanza di Grasso e ancora al 28esimo il tiro cross di Maimone su Micoli, che però non riesce a metterci la testa. Un minuto dopo ecco la beffa per il Paternò, cross di Cambria, neoentrato sulla testa di La Spada, che a tu per tu con Coriolano batte il numero 1 del Paternò e va a festeggiare con i propri tifosi un gol pesantissimo. Al 32esimo il Milazzo sfiorerebbe anche la terza rete, ma Coriolano si oppone alla conclusione di un ispiratissimo Cambria. Nel finale Giannaula vince i duelli aerei con la difesa del Milazzo, ma tu per tu con Quartarone non riesce a trovare il gol del pareggio. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara, sconfitta pesante per il Paternò. Enna Calcio invece, che vincendo contro il Real Siracusa Belvedere ha dimostrato di avere mentalità, organizzazione, quantità importante per un campionato che insomma all'inizio era difficile da affrontare perché l'Enna veniva da una finale persa, quindi riproporsi per una nuova stagione con nuovi sacrifici non è mai facile per nessuno, eppure c'è riuscita questa Enna, soprattutto anche grazie all'innesto da 12 settimane di Giovanni Campanella, che con un filotto di 12 vittorie consecutive ha portato a questo punto la squadra ennese al primo posto e con buonissime possibilità di vincere il girone. Ma secondo me attualmente l'Enna è la squadra più in forma, la squadra che viene da 12 vittorie consecutive, ha un grande mister, ma soprattutto se andiamo a vedere lo staff che si è portato dietro, è uno staff di grandissimo livello. Quando si parla di staff credo che poi i giocatori vedono uno staff del genere, anche i calciatori si sentono tra virgolette importanti. Ha un'ottima squadra l'Enna, secondo me l'Enna avrà ben pochi pericoli per poter vincere questo campionato. Vedremo come andrà a finire. Certamente questo girone B del campionato di eccellenza ci sta regalando certamente delle bellissime sensazioni finali. Voglio ritornare a parlare del Niscemi FC, siamo in chiusura della nostra trasmissione. Tra l'altro sabato avete questo big match contro l'Aragona Calcio, tutto pronto con il gruppo squadra, perché è un gruppo squadra di grande esperienza, quindi abituato anche a questi scontri al vertice, o sbaglio Fabio? Sì, quest'anno abbiamo una squadra abbastanza esperiente, noi affronteremo la partita contro l'Aragona come affrontiamo tutte le altre partite, senza caricare troppo i ragazzi di pressione o di responsabilità. I risultati vengono attraverso la serenità e la calma. Secondo me la squadra è abbastanza pronta per affrontare certi tipi di partite, vedremo. È una partita che per noi è importante, ma non fondamentale per il proseguo del nostro campionato. Mentre invece per quanto riguarda il settore giovanile, Niscemi come è organizzata? Perché poi alla fine il settore giovanile è un po' l'anima anche di una società, no? Sì, quest'anno la società ha aperto una scuola calcio. Abbiamo dai piccoli amici fino agli esordienti. Bene. Abbiamo circa 220 bambini, diciamo che ha riscosso un gran successo, anche la prima squadra fa da traino, certo. Soprattutto adesso i ragazzi cercano di emulare Leone, Acia, Deoma, dunque questo è un qualcosa che sta andando in crescendo. Abbiamo una categoria giovanissimi provinciali. Dal prossimo anno credo che secondo i progetti societari ci saranno delle categorie credo regionali, dunque la società ha i presupposti ci sono tutti. Sì, hanno allora un progetto ben chiaro, perché credo che puntare sul settore giovanile, sulle scuole calcio, ma lavorando in un determinato modo come, certo, come loro stanno impostando, credo che sia importante soprattutto educare i ragazzi allo sport. Benissimo, allora in bocca al lupo. Credi. E un saluto a tutta la comunità di Niscemi che insomma sta seguendo con trepidazione anche a questo ritorno verso un calcio un po' più impegnativo rispetto a quello della prima categoria. Sì. Grazie a Fabio Comandatore, allenatore del Niscemi FC, ospite
nella puntata odierna di Penalty, che si conclude qui. Vi ricordo che la prossima settimana, nella sua seconda parte, a Penalty ospiteremo l'intervista esclusiva con il presidente del Trapani FC, Valerio Antonini. Per quel che ci riguarda, appuntamento domani sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo per lo spazio dedicato al campionato di promozione e al campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi, alla prossima!